sono gli artisti europei che hanno vissuto ed espresso nelle loro opere quella suggestiva epoca attorno al secolo XVIII in cui i monumenti e le antichità romane apparivano ancora in tutta la loro solitaria grandezza, oggi in parte svanita, piena di solennità e di poesia. Uno d'essi è l'incisore e acquarellista del cantone svizzero di Vaud, Abraham Louis Rodolphe Ducrot, venuto 24enne nel 1772 in Italia, dove rimase oltre un quarto di secolo. Le vecchie pietre di Roma, di cui la natura e il popolo minuto avevano preso possesso, furono le sue maggiori ispiratrici. Le immense mura, i cespugli frondosi che coronano le cime smantellate dei monumenti, i ciuffi d'erba che spuntano dai frontoni degli archi. L'arte di Ducrot non sfugge alle convenzioni dell'epoca né rifiuta gli stratagemmi. Con criterio di fabbricatore di immagini in serie si vale di numerosi aiuti. Le scene vengono disegnate con una fedeltà al vero che ricorda la camera oscura. Le incisioni sono acquarellate, con un procedimento che il Ducrot fu tra i primi ad impiegare. Le vedute, come la piazza del Campidoglio, sono popolate di figurine a tempera. Il carattere dei personaggi non tende a sottolineare la maestosità della composizione. Lontana dalla drammaticità del Piranesi, essa acquista piuttosto un gusto idillico, una grazia di scena familiare. Le ville di Roma, Villa Corsini, Villa Borghese, Villa Panfili, non lo attirano meno dei monumenti e sorprende gli atteggiamenti degli aristocratici con i loro nastri e le loro parrucche. Ma anche la plebe che sarà descritta da Belli e da Alpinelli lo interessa, nei suoi svaghi, nel lavoro, nelle preghiere. Volge lo sguardo anche alla gente di campagna, venuta a Roma in campo vaccino o sorpresa nel suo stesso ambiente. E gli piace dipingerla vicino al Tempio della Sibilla a Tivoli. Accanto alle colonne di Pestum. Al Tempio della Fortuna a Mare Chiaro, presso Napoli. Al Tempio di Giove a Pozzuoli.
Nei paesaggi abruzzesi, come nella vista di Capestriello, si appassiona alle cascate, all'acqua in movimento. Invitato nel 1793 a lasciare Roma perché sospetto di simpatia per le idee della Rivoluzione francese, si stabilisce nell'Italia meridionale che già conosceva, da Terracina a Siracusa. A Malta dipinge grandi quadri su carta incollata su tela, con colori fluidi che permettono di stabilire esattamente la composizione a matita. Per dar loro parvenza di pittura ad olio li vernicia, col vantaggio di nascondere meglio i raccordi tra parti acquarellate e figure a tempera. Sono quadri che collocano il Ducrot tra i migliori pittori di vedute della fine del Settecento, sia per la precisione e ampiezza della composizione che per la giustezza e freschezza dei colori. Dall'acquarello, che era la sua forza, ha saputo trarre risultati che spesso possono sembrare frutto di mestiere abile e di calcolo, ma non vietano di considerarlo pittore delicato, oltre che lavoratore infaticabile e viaggiatore sensibile. Dalla sua opera si sprigiona una dolcezza di vivere tipicamente settecentesca, al cui incanto è gradevole abbandonarsi.